Conte ha continuato stamane il sopralluogo a Venezia devastata dall'acqua alta, lo stato d'emergenza oggi in Consiglio dei Ministri, Brugnaro verso la nomina commissario straordinario per il Mose. Da Venezia il Premier ha proseguito per Pellestrina dove ha incontrato la gente, è entrato nelle case invase dall'acqua, nessuno resterà solo, ha promesso. Primi stanziamenti statali per chi ha subito danni dalla devastante acqua alta di martedì notte, 5.000 euro per ciascun privato e 20.000 per imprese e negozi. Prima del sopralluogo il vertice in prefettura, il governatore Zaia, la partita del Mose è fondamentale, il ministro De Micheli pronto nel 2021. Questa mattina prima seduta del Consiglio regionale in trasferta a Treviso, all'inizio un minuto di silenzio, istituita l'unità di crisi per il maltempo. Venezia slitta di un mese il pagamento della Tari, la Giunta vota il provvedimento, nuova scadenza 16 dicembre per tutti i cittadini e le imprese dell'intero comune. Danni ingentissimi anche sul litorale veneto dal delta Bibbione, spiagge devastate e settore pesca in ginocchio. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, anche oggi ovviamente in primo piano Venezia devastata dall'acqua alta di martedì notte, è stata la mattinata del Premier Conte che ha avuto prima un incontro in prefettura, poi un sopralluogo a Pellestrina sulle abitazioni devastate dall'acqua alta. Allora dovremo avere in collegamento da Venezia, da Piazza San Marco, Anna Maria Parisi. No, non c'è ancora il collegamento, non è ancora pronto. Allora dicevamo giornata del Premier Conte che appunto ha avuto un incontro in prefettura questa mattina presto alle 8 nella sede della prefettura con il sindaco Luigi Brugnaro, poi con il capo della protezione civile Angelo Borrelli per ragionare sulla situazione che si è determinata dall'acqua alta eccezionale dell'altra sera. Importanti gli annunci che sono stati fatti, in primis quello del Comitatone che tornerà a Venezia ed è stato convocato per il prossimo 26 di novembre. Discuteremo anche, ha precisato il capo del governo, la governance per i problemi strutturali di Venezia, grandi nave, Mose e un maggiore coordinamento tra le autorità competenti. E oggi ha annunciato il Premier Conte, il Consiglio dei Ministri affronterà proprio nella seduta straordinaria la dichiarazione dello stato d'emergenza per Venezia e la Laguna. Vedo nel monitor che è pronto ora il collegamento in diretta con Piazza San Marco dove c'è per noi Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sentivo che in attesa del collegamento che hai annunciato tutte le novità della giornata. Ecco, come vedete anche da casa, qui Piazza San Marco è letteralmente circondata non soltanto da turisti ma anche dalle tantissime troupe televisive. Da dove venite voi? Where do you come from? We're working for NBC. NBC? Yeah. Are you here for? The high water? Yes. Yeah, okay. Sì, sono venuti qui per documentare appunto l'acqua alta in attesa che tra l'altro ecco tanti turisti, dicevamo in attesa acqua alta che nel frattempo è scesa, infatti come vediamo dalle immagini di Nicoletta Rizzetto, sebbene noi si abbia gli stivali, la punta massima prevista per oggi era di 1,13 m sopra il livello del mare e per domani invece è prevista una punta massima di 1,45 m. Dicevamo siamo qui perché intanto per continuare a documentare quanto sta accadendo in quella di Venezia, per continuare a documentare anche l'attenzione massima che hanno avuto anche dal governo centrale da Roma. Questa mattina, come avevi anticipato tu, il Premier Conte ha incontrato anche uno degli uomini simbolo di questa di questa mareggiata, di questa acqua granda, cioè Walter Mutti, l'edicolante che si è messo in salvo proprio per un
un istinto di sopravvivenza, è il caso di dire, dalla furia del vento. L'altro giorno, quando la sua edicola è stata scaraventata dal vento lungo la riva opposta alle Zattere, ricordando anche le 2 vittime che ci sono state in quelle di Pellestrina. Oggi siamo in attesa anche dell'arrivo di Berlusconi che si deve incontrare con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e con il presidente di Regione Luca Zaia. Entrambi stanno arrivando con il motoscafo dall'altra parte, da San Marco, dall'altra parte dello scalo, e dovrebbero arrivare anche con il prefetto Zappalorto, perché c'è stato proprio fino a poco fa un incontro in prefettura dove si è decisa anche la deadline del comitatone. Non so se tu l'abbia già detto, Marta, casomai lo ripeto, la data è stata stabilita per il 26 novembre. Tante le misure che devono essere adottate a salvaguardia di Venezia, innanzitutto a cominciare dalla partita del Mose, con le paratie mobili che nei giorni scorsi in quel di Malamocco dovevano essere messe alla prova, invece così non è successo, da capire anche il perché. Partita del Mose, ricordiamo che il governatore del Veneto Luca Zaia ha precisato anche oggi che è stata ed è un'opera di Stato voluta dal governo centrale, non certo dalla regione del Veneto. Infatti quando c'era il governo Berlusconi nel 2002-2003 si era deciso appunto di avviare la questione del Mose con le sue paratie a protezione di Venezia. C'è da decidere anche la questione delle grandi navi. Sono circa 500 le grandi navi che arrivano in bacino San Marco nel corso dell'anno, e la ministra delle infrastrutture la De Michele ha detto che non ci sarà al momento il blocco per tutte le grandi navi, ma solo per una parte di esse, quindi dovrebbero transitare soltanto 300-200. Ma adesso, al di là dei grandi numeri e delle polemiche che sono nate non poco attorno alla questione di Venezia e il suo legamento anche via social, è il tempo della ricostruzione e del fare, come i veneti sono abituati appunto nella lungimiranza dei tempi a fare da sempre. Così anche Luca Zaia, che incontreremo a breve. Se non hai domande da studio ti restituirei la linea. Io direi restiamo in contatto, nel senso che non appena arriveranno lì in piazza San Marco il presidente della regione Zaia con il prefetto Zappalorto e Silvio Berlusconi ci richiederai la linea. Noi intanto proseguiamo con i numerosi contributi che abbiamo realizzato in queste ore. Vediamo intanto subito il video relativo al vertice che c'è stato questa mattina in prefettura. Il presidente Zaia ha partecipato appunto a questo incontro operativo molto importante, nel quale ha avanzato alcune importanti richieste. Sentiamo quali. Intanto annuncio che ho chiesto che il Consiglio dei Ministri, ho chiesto formalmente una lettera che è già inviata e dichiari subito lo stato di emergenza già oggi, con il Consiglio di oggi. E abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al Sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente la città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la Regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, vedere il Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della Regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della Regione. Sì, c'era anche il Ministro De Michele, abbiamo parlato un po' di cronoprogramma, ovviamente della necessità di ripartire forti su questo fronte, visto e considerato però che poi questo è un cantiere dello Stato. Ovviamente la deadline è rappresentata dalla convocazione del comitatore. Per fare cosa nel comitatone? Per chiedere che si chiuda con il Mose, che si vada avanti, che si faccia funzionare? Ma direi per sbloccare definitivamente. Ricordo che l'ultimo comitatone è stato convocato nel novembre 2017, per cui è da un bel po' che non si convoca il comitatone, che deve essere convocato dal governo. Le grandi navi è il problema di questa città assieme al funzionamento del Mose. Una proposta c'è già votata all'unanimità nel comitatone del 2017 che è stata totalmente disattesa. Abbiamo parlato un po' di tutto, la necessità ovviamente di capire fino in fondo che questa è una città unica, è patrimonio dell'umanità e come tale va preservata.
Ecco, queste quindi le parole del Presidente della Regione Zaia all'uscita dal vertice operativo che c'è stato questa mattina in prefettura a Venezia. Ma ora ci spostiamo a Pellestrina, altra zona che è stata pesantemente colpita dalla devastante acqua alta di martedì notte. Questa mattina a Pellestrina il sopralluogo del Premier Conte. Ci aggiorna in diretta telefonica Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. È terminato circa mezz'ora fa, è stata una mattinata davvero intensa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte era accompagnato dal Governatore Luca Zaia e dal Sindaco Luigi Brugnaro e ha parlato con i cittadini, li ha rassicurati. La prima notizia è questa: il Premier ha garantito che oggi pomeriggio verrà approvato un decreto che darà 5.000 euro subito per ogni famiglia danneggiata e 20.000 euro per ogni attività commerciale che ha subito danni dall'alluvione. Chi avesse subito, e ce ne sono molti, danni superiori a questa cifra, poi potrà comunque seguire la procedura normale per i rimborsi. Ha voluto parlare con i cittadini, ha voluto visitare le zone che sono state allagate, ha trovato abitazioni che erano ancora avevano ancora i segni dell'acqua alta, c'erano cittadini che spazzavano le stanze, che hanno portato fuori gli arredi, i divani, le lavatrici, insomma uno scenario davvero molto pesante, e i danni, come abbiamo già detto anche ieri nelle nostre dirette, sono davvero ingenti. Però il Presidente Conte ha voluto rassicurare tutti, anche gli abbiamo fatto appunto questa domanda rispetto ai rimborsi che questi cittadini attendono dalla tromba d'aria del 2010. Non so se avete avuto modo poi di mandare in onda l'intervista breve flash che abbiamo realizzato, ma lui comunque ha detto che anche per questi rimborsi che non sono mai arrivati e che ovviamente dipendono da un governo precedente, cercherà di trovare una soluzione. Per il resto i cittadini ora si stavano cercando di sistemare al meglio le case. C'è chi ha perso l'automobile, chi ha perso arredi appena acquistati, ma la preoccupazione di tutti è per l'acqua alta, che domani dovrebbe tornare a far minacciare quest'isola della laguna, e anche perché, come abbiamo già detto anche ieri, i danni dell'acqua alta, della straordinaria mareggiata eccezionale che c'è stata martedì sera, ha mandato in frantumi la Forza del Mare l'ultimo baluardo, la balaustra che c'era in isola, e che è ceduta in più punti, quindi si stava anche cercando di riparare questi danni che ci sono stati. Ecco, grazie allora a Lorenzo Maier per il prezioso lavoro da Pellestrina. Noi ora vediamo nel prossimo servizio proprio il Premier Conte che incontra i cittadini di Pellestrina che hanno subito pesanti danni. Vediamo. Dovrebbe già essere in funzione il MOSE, dovrebbe già essere in funzione. Sarà un'opera di computer. Non dico prima perché vi prendete in giro, però primavera pensione. Sarà un'opera di computer. Adesso faccio il 26 la riunione del Comitatore a Palazzo Chigi. So che ha tanti problemi, ma uno dei tanti sarà da bene. I problemi mi moltiplicano le emozioni. Faccia vedere qua in isola come siamo Dimenticati, Siete dimenticati? Oh, Presidente del Consiglio, informarvi a dirmi che oggi fa il decreto, stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti. Presidente, la banchina ci serve, domani abbiamo 1,40 m d'acqua alta, ci serve la banchina il prima possibile, ma in questione di giorni parlo, perché questa stagione le acque alte, e le acque alte adesso non abbiamo più il problema di 1,90 m, abbiamo un problema di 1,50 m, 1,40 m, affondiamo subito. Non funzionato le pompe? No, anche la banchina, Presidente, abbiamo la banchina perché, sì, ma 1,40 m, 1,50 m adesso l'acqua viene di qua, e negli ultimi 3 anni 1,50 m un sacco di volte, è differente questa qua.
50 cm d'acqua. L'importante è che ci mantenga, insomma, che si veda il lavoro che viene fatto dopo. Il sindaco commissario. Che il lavoro si veda che viene fatto. Buona giornata. Tra i tanti a Pellestrina che in queste ore stanno lavorando per sistemare la propria abitazione anche Ilenio Scarpa, figlio di Giannino, che nella sua abitazione proprio ha perso la vita martedì notte, folgorato mentre appunto cercava di staccare le prese della corrente nell'abitazione invasa dall'acqua. Vediamo. Per staccare una spina ha perso la vita così all'improvviso. E un'altra persona a Pellestrina lo stesso è successo, insomma era dentro casa, è sceso giù dalle scale e all'improvviso ha messo il piede proprio giù perché era il piede superiore, ha messo il piano a piano terra e all'improvviso è scattato il sé la vita, altrimenti era un'altra persona che moriva sul colpo. Con la corrente così. Ciao, grazie. Niente, grazie. Questo è il figlio della persona che è deceduta e adesso sta cercando di prepararsi per domani sera. E hanno chiamato il livello d'acqua . Elenio ha avuto danni? Ma circa 10-15 centimetri, ma ieri abbiamo lavato tutto, abbiamo sistemato tutto e quindi anche l'associazione confartigianale ha mandato il Federico che ha in sede l'ufficio al Lido e abbiamo dato una bella pulita e adesso ci prepariamo per la seconda ondata. Ed intanto appunto l'avete visto a Pellestrina si lavora incessantemente per sistemare le case e soprattutto per cercare di alzare le barriere in vista della nuova marea alta prevista per domani. Vediamo. Un giorno di tregua dopo la grande paura. A Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi sono evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. L'acqua, come potete ben vedere, ha scavalcato il muretto, distruggendolo addirittura. Le pompe non hanno funzionato, è stata appunto una tragedia. Oggi è il giorno della conta dei danni. I cittadini cercano di recuperare quel poco che si è salvato. Adesso abbiamo tutto fuori là, buttato. Quindi l'acqua è rimasta fino a ieri sera? Fino a ieri sera. Vede anche qua. Si vede ancora il segno dell'acqua. Qua, salottino, tutto. In fondo, va in alto. Fino a ieri l'acqua era? Sì, posso vedere. Sì, ieri alle 11. Ieri sera, è andata via ieri sera. E là dentro le credenze. Abbiamo perso tutto. Ora è fondamentale intervenire per evitare che si ripetano situazioni simili nei prossimi giorni quando è atteso un ulteriore peggioramento. Adesso però è arrivato il momento di fare in modo di far funzionare tutto, sia la parte idraulica, queste pompe devono funzionare perché è inammissibile che per 20 ore le persone devono stare sotto acqua per 20 ore addirittura. Questo non deve più succedere. È essenziale riparare quanto prima il muretto di protezione perché già domani e domenica potrebbe essere necessario che il muretto di protezione sia di nuovo agibile. Se così non sarà è importante che i mezzi di soccorso, i pompieri con le loro punti trovole stiano fermi in isola per qualche giorno. Ecco, ora torniamo subito a collegarci con Venezia, dove in piazza San Marco è arrivato Silvio Berlusconi con il governatore Zaia e il prefetto Zappalorto. Vediamo. Assolutamente tutti convinti che le cose erano così avanti che bisognava continuare. Adesso sarebbe una follia assoluta, una follia pura non finirlo in fretta e non metterlo in funzione. Già dal mare si vedeva un po' il disastro della città. Le ha fatto impressione vedere così Venezia? E ho visto tutte le case che hanno avuto l'acqua che è entrata ai piani ed è una cosa effettivamente molto negativa per Venezia. Tra l'altro si è interrotto il flusso turistico e anche il mercato immobiliare ne soffre, perché chi aveva di comprare una casa a Venezia, quando succedono avvenimenti come questi ci pensa due volte. Quindi io credo che per tutti i cittadini di Venezia ci debba venire dal governo un'assicurazione precisa sulla volontà di dare il via immediatamente con la velocità maggiore possibile al termine di tutti i lavori, affinché questa struttura possa
essere messa in funzione quando succedono le cose per cui da un lato le maree, dall'altro la luna, dall'altro il vento, come è successo in questi giorni, spingano l'acqua ad innalzarsi e a provocare i danni di cui ci sono le tracce molto evidenti. L'altra grande partita con il Mose è anche la questione grandi navi in bacino San Marco. Sì, c'è anche questa questione, ma so che voi avete preso delle posizioni precise e che arriveranno presto a una risoluzione definitiva. Se il governo vuole. Sì, speriamo di sì, ma vorrà. Dove andiamo? Grazie Presidente. Dove? Grazie allora alle nostre inviate a Venezia Anna Maria Parisi e Nicoletta Rizzetto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra pochissimo torneremo a parlare della devastazione appunto dovuta a questa eccezionale acqua alta, l'ondata di maltempo che ha investito la nostra regione, il litorale in particolare. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali dedicata all'ondata di maltempo che ha investito Venezia e il litorale. Inagibile anche il Palazzo del Consiglio regionale, la sala del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini a Venezia. Questa mattina l'Assemblea si è quindi spostata a Treviso presso la sede della provincia dove è stata istituita l'unità di crisi per il maltempo. Ci aggiorna al telefono Cristian Arboit. Buongiorno Cristian. Buongiorno dal Sant'Artemio, è qui che in questi minuti in via del tutto straordinaria si sta chiudendo il Consiglio regionale del Veneto e infatti ancora inagibile la sede di Palazzo Ferrofini affacciata sul Canal Grande. La seduta si è aperta con il saluto del Presidente della provincia di Treviso Stefano Marcona, che ha ribadito la sua solidarietà a Venezia e a tutte le zone colpite del litorale. È stato poi osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione, come chiesto dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. L'Assemblea regionale proprio in questi giorni è chiamata ad approvare la finanziaria per il 2020, l'ultima della legislatura. Polemici gli interventi dei consiglieri di opposizione, in particolare di Graziano Azzalini e Andrea Zanoni del Partito Democratico, che hanno puntato il dito contro la gestione dell'emergenza acqua alta al Ferrofini. Sulla finanziaria 2020 invece netta la bocciatura, una manovra demagogica è stato detto, chiedendo allo stesso tempo più attenzione alle dinamiche ambientali dal fenomeno della subsidenza a Vaia. Intanto proprio all'edificio 9 del Sant'Artemio qui a Treviso è stata istituita l'unità di crisi in vista del maltempo previsto per le prossime ore. Dalla sede dell'ente provincia di Treviso è tutto, a voi la linea. Ecco, disastro non solo a Venezia ma anche sul litorale, spiagge devastate e settore della pesca in ginocchio dal delta del Po sino a Caorle. Ci aggiorna, sentiamo il sindaco di Rosolina, appunto Franco Vitale. Ho chiesto lo stato di calamità naturale in conseguenza dei danni subiti con le mareggiate di ieri sera. La grande erosione da nord a sud ha gravemente danneggiato la nostra spiaggia, soprattutto con la grande preoccupazione da parte di tutta l'amministrazione comunale di Rosolina e di tutti gli operatori balneari. Questo sicuramente è un grave problema da seguire con grande attenzione. Nel comparto della pesca abbiamo avuto danni sui pontili e sulle cabane dei pescatori, e la conta invece dei danni sull'acqua, dove ci sono le vongole, si farà più avanti con la conta dei danni subiti. Ecco, è tutto per questa edizione. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con ore 13 che ritorna come ogni giorno in diretta e noi naturalmente torneremo nell'edizione dei nostri telegiornali a parlare di maltempo. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Non si placano le perturbazioni. Nella giornata di giovedì 14 novembre una ondata di maltempo colpirà il nostro territorio, già in parte flagellato da pioggia, forte vento e acqua alta eccezionale. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto tempo inizialmente asciutto e anche soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Con il passare delle ore più nubi e dentro sera qualche rovescio sulle aree costiere, via via anche altrove, soprattutto in nottata. Neve copiosa sulle Alpi dai 400-500 metri. Temperature minime tra 0 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, la situazione sarà simile con maggiore presenza di sole in giornata, in serata invece arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 13 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, sarà asciutto, anche in questo caso però peggiorerà entro la notte con temporali un po' dappertutto. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, valori massimi sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.